Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo nell'incontro della Protezione Civile RO1 a Loreo e ascoltiamo e facciamo tesoro dei consigli degli operatori della Croce Verde di Adria. Il mezzo arriva ovviamente osservando con molta attenzione l'ambiente, quindi dovrà comunque parcheggiare in un ambiente idoneo per poi eventualmente utilizzare i presidi che sono contenuti all'interno, per cui se anche ci fossero ulteriori metri da utilizzare ma non fossero idonei perché c'è un fosso, perché c'è l'erba alta, perché c'è il rischio che l'ambulanza si possa in qualche maniera impantanare e quindi non potersi più muovere, comunque l'autista si ferma in una condizione di sicurezza assoluta. Una volta che siamo scesi, teoricamente io e l'autista ci siamo confrontati e abbiamo detto ok, c'è una persona che è stata ritrovata, ci hanno dato delle informazioni che possono essere utili o poco utili, nel senso che giustamente uno dice io l'ho trovato ma non so dare indicazioni, è cosciente, non è cosciente, è ferito eccetera, per cui io e lui facciamo comunque un minimo di briefing e diciamo scegliamo con che cosa, sicuramente lo zaino che deve contenere il defibrillatore e quelli che possono essere i presidi che in questo momento ci possono essere utili. Non è detto che siano tutti quelli utili, per questo abbiamo detto il mezzo deve essere in una posizione dove chiunque può avvicinarsi in sicurezza e in tranquillità. Ok, in questo caso abbiamo una situazione nella quale c'è una persona ferita, in questo caso è posta in un ambiente non facilmente raggiungibile e quindi comunque dovremo valutare qual è il punto di aggancio, il punto più sicuro per poter intervenire. La priorità sarà quella, una volta assicurato che l'albero sia bloccato e che non ci siano pericoli, è quello di verificare la coscienza, quindi chiamandola e cercando di farci dare delle informazioni per quanto riguarda il suo stato appunto di coscienza. Abbiamo deciso che per il tipo di situazione in questo momento dove l'operatore ha ragionato in termini di ha una gamba rotta o comunque non ci sono traumi particolari, come posso spostare l'infortunato in maniera abbastanza sicura ma al tempo stesso utilizzando un presidio che sia capace di adattarsi a un ambiente come questo. Utilizziamo questa tavola che si chiama tavola a cucchiaio e ha 2 o 3 caratteristiche importantissime. La prima ha la capacità di potersi dividere in 2, ok? Quindi sia utilizzata in un modo che si chiama a forbice, quindi praticamente lasciando vincolato uno spazio e quindi un sistema di ancoraggio, oppure addirittura la possibilità di dividerla, addirittura in 2 pezzi. Questo che cosa ci permette? Ci permette di poter intervenire sia da un lato, ok, ma anche dall'altro, portando sicuramente più sicurezza nella manovra. No? Fondamentalmente era appoggiata all'albero e quindi era in questa posizione. Abbiamo detto nelle fasi A, B e C fondamentalmente abbiamo valutato coscienza, respiro e eventuali ferite che non abbiamo rilevato, ma se avessimo anche rilevato delle ferite avremmo agito per bloccarle. Sicuramente la dinamica ci aiuta a capire se possiamo muoverla in un certo modo oppure no. In questo caso supponiamo che lei in realtà ha trovato un rifugio perché si era appunto distorta una caviglia oppure si era fatta male e per protezione aveva cercato quello spazio di difesa, quindi un minimo di protezione dagli eventi atmosferici e quant'altro. Quindi io non ipotizzo che ci siano traumi alla colonna, perché diversamente che cosa avrei dovuto agire? Avrei dovuto agire preservando la colonna attraverso che cosa? Il posizionamento di un collare e chiaramente il cercare di poter preservare il più possibile la colonna vertebrale. Per riuscire a spostare, immaginate che ora qui ci sia l'albero, no? Devo in qualche maniera spostarla, ma lei purtroppo ha una caviglia o una gamba rotta o comunque è in una situazione di difficoltà. Quindi supponiamo che un operatore stia trattenendo la gamba, chi è
il secondo operatore si pone a lato del paziente, aggancia con entrambe le mani gli avambracci dell'infortunato e cercando di agire creando una leva sulle avambraccia, non fa altro che spostarla rispetto a quello che è l'albero, ok? Quindi fondamentalmente immaginate che qui c'era l'albero, ora me la sono spostata, tecnicamente lì mi sarei spostato lateralmente, ok? A questo punto mano sulla testa, avambraccio, la posso stendere, ok? A questo punto l'operatore che sta di qua va a muovere con calma la persona ferita, ok? Ci siamo? Scusa. Il secondo operatore, spalla e bacino, che sono due punti fissi, si aggancia la parte della testa e si va a chiudere la parte delle gambe. Attenzione all'erba. Ora è chiaro che dobbiamo confidare su o gli operatori che hanno recuperato la persona ferita o sulla capacità fisica dei due operatori, perché è tutto proporzionato alle nostre capacità. Quindi teoricamente supponiamo che abbiamo due volontari che sono quelli che ci hanno in qualche maniera accompagnato, perfetto. Vai. Posizione delle maniglie. Aspetta. No, scusa, solo per farti capire. Non con le mani che vanno all'interno, ma sempre con le mani che vanno all'esterno, ok? Questo ci serve per fare molta più forza, ok? Vieni pure. Attenzione, ok, attenzione. Allora, le tavole spinali e le tavole a cucchiaio, se possibile, le prendiamo sempre lateralmente, mai testa, piedi, ok? Porta pazienza. Ogni tot centimetri avremo una maniglia per permetterci anche di poter avere più punti di appoggio. Quindi accosciati, lavorando quindi sempre con la schiena dritta, mai lavorare con la schiena piegata, perché il rischio qual è? Quello di farci male. E sappiate che ogni operatore che si è fatto male è un operatore in più, ok? Da soccorrere, e tecnicamente uno in meno che può soccorrere, ok? Quindi a questo punto fermi tutti, dai pure, accosciati. Allora, chi comanda? Chi è la testa? Quindi chi è la testa, potrebbe essere Flavio o io o Andrea, dirà al 3 ci alziamo. Pronti? 1, 2, 3, su. Ok? Chi è i piedi sarà coloro che porta la strada. Chiaramente anche in questo caso il parlare è fondamentale. Che cosa dovranno comunicare chi sta davanti? Ostacoli che trovi. Ok? Fermi, non ce la faccio più, il primo collega che dice ragazzi non ce la faccio più, stop, e nuovamente 1, 2, 3, giù. Mi sono fatto male, non ce la faccio più, sono stanco, stop, lei rimane ferma, o c'è un altro operatore che ci aiuta, altrimenti è inutile 1, 2, 3, su, sta ferma lì, è inutile dire basta, non ce la faccio più, molla pure e vada boom, ok? Perché andiamo a scaricare il peso su magari un unico operatore, ok? Ci siamo come concetto? Perfetto, quindi 1, 2, 3, vai pure. Strada. Liberame. Dove c'è meno ora?